No, io non mi ricordo quando è stata l'ultima carovana, cioè penso al tempo medievale, forse il Settecento, così. Perciò è una bella cosa, e anche che partono da Disentis. E che cosa dirà loro in occasione di questa partenza? Beh, io mi darò la benedizione perché arrivano salvi e sani fino a Vevey e dopo anche a casa, il ritorno a casa. Beh sì, oggi è un momento particolare, un evento che sicuramente non si vede tutti i giorni, la partenza di una carovana che si dirige verso il Canton Vaudoise e che ricorda il passato, un revival che sicuramente porterà esperienze molto importanti e momenti indimenticabili. Aber dort haben wir eigentlich auch gesagt, dass wir das nicht auf den Test rauslassen wollen, Kilometer durch die Straße. Aber das ist auch kein Problem, zum Beispiel auf der Sprintsroute läuft man auch den Griff. Vielen Dank den Cantan-Team, Vokalensemble mit dem Christian. Diskutiert haben. Das war für euch Neuland, also habt ihr Strecke noch nicht kennt als Sau? Nein, keiner von uns kennt die Strecke und darum ist mir eben auch wichtig, dass man sie vorher ablaufen will. Abbiamo l'incombenza del Cantone dei Grigioni di fare qualcosa di speciale per inscenare meglio ancora il giorno cantonale del Cantone dei Grigioni, che sarà la Fête Vigneron il 23 di luglio a Vevey. Che tipo di prodotti portate insieme all'orgoglio del Consiglio di Stato grigionese all'Arena di Vevey? Sarà per esempio la carne, vuol dire la carne secca, poi la salsiccia in variazioni, poi c'è il formaggio, portiamo la torta di noci, biscotti di noci, verdura, frutta, sarà frutta secca, frutta fresca. Sì, più o meno è tutto.